Chiamato un artista di Bitti, che probabilmente qualcuno di voi conosce, Diego Asproni, a realizzare un murale, quindi una pittura sulla parete, sull'intonaco di una casa, ed è stata scelta questa casa qui, davanti a una piazza, sulla strada che si affaccia sulla strada principale, quindi che in qualche maniera avrebbe comunicato questo messaggio nel tempo a tutti i passanti, a quelli che passavano per la strada principale. Nessuno poteva non notarlo, e ancora oggi è da tutti ammirato e ricordato. Allora cosa succede? Diego Asproni coglie con affetto e anche con passione questa richiesta di partecipare a quella che era la voce di chi non voleva il taglio di questi alberi, e insieme a degli allievi come voi delle scuole medie, quindi immaginatevi di essere, no, quei ragazzi che nell'81 sono stati coinvolti da un artista a disegnare, chiamiamo così, ma è dipingere, e comunicare un messaggio di tutta una comunità che lottava per un suo diritto, ed essere proprio coinvolti attori in prima persona di questo messaggio. I miei amici di scuola lo hanno fatto, quindi io me lo ricordo molto bene, perché io nell'81 ero lì. Quindi vengono dipinti un albero, un grande albero, e la figura di un pastore. Si integra benissimo con ciò che sono le dimensioni, l'armonia e le aperture di questa casetta, che è diventata simbolo anche di Lula, e poi è stato aggiunto anche un piccolo alberello sulla sinistra. Che cosa ha di particolare anche questo murale, oltre ad essere testimonianza di questo gesto di cui vi ha parlato zio Pasquale prima? È anche la testimonianza di ciò che era la natura dell'atto di fare un murale, cioè non si veniva commissionati per fare un lavoro e pagati, ma veniva chiesto ad un artista se voleva partecipare con il suo segno, con la sua espressione artistica, ad una, non la voglio chiamare lotta, ma la voglio chiamare parola, cioè dare più senso ad una richiesta di una comunità. E questo è stato, quindi lo hanno realizzato in brevissimo tempo, in una mattinata. All'1 hanno iniziato la mattina. E tra l'altro non hanno messo ponteggi o perso tanto tempo per essere operativi. È stato fatto, credo, su prasucazione di un camion, in maniera proprio e hanno fatto tutto in una mattinata. All'ora di pranzo era tutto finito, un po' prima dell'ora di pranzo è arrivato un signore, un poeta di Lula, Chircheggio, aiutatemi. Corrias, per la poesia, questa poesia, Zio Chircheggio Corrias. Questa poesia Zio Chircheggio Corrias, e l'ha nato bordavo questa poesia per l'iscrivere sopra questo muro, parisi che sul disegno che ha fatto, per sostenere questa parola. E poi sono stati invitati a pranzo e tutto si è concluso in un atto che è diventato un atto di comunità per la comunità.
ristorazione mette a nudo il muro in granito, in blocchi di granito squadrati. Riprendiamo, ma proprio velocissimamente, alcuni aspetti che abbiamo visto a conclusione dell'escursione che avete fatto al Montalbo qualche settimana fa, quando abbiamo parlato dei forni di calce. Riprendiamo questo discorso non per ripetere cose che abbiamo già detto, ma per fare un passettino ulteriore, perché alla fine, proprio per evidenziare come quella montagna ai piedi della quale poi è nato il paese di Lula ha influito tantissimo sulla nostra comunità, e noi se guardiamo con occhi attenti il paese riusciamo a leggere alcuni aspetti delle caratteristiche ambientali del nostro territorio anche nel paesaggio urbano, anche nelle case. Vi riproponiamo questi pannelli, che sono i pannelli di una mostra che noi abbiamo fatto proprio sui forni di calce, e questo è una carta che rappresenta una parte dei forni di calce che in passato sono stati realizzati ai piedi del Montalbo, quelli che noi nella nostra ricerca siamo riusciti a recuperare. E vedete, qua in alto c'è proprio il forno di calce che abbiamo visitato assieme. Ma ne esistevano tanti altri. In verde abbiamo segnato quelli di cui siamo riusciti a trovare ancora dei ruderi, delle testimonianze. In rosso quelli invece che ci sono stati segnalati dalle persone anziane, da chi magari ci aveva lavorato, ma che per vari motivi non sono più presenti, perché sono stati demoliti o comunque insomma sono stati distrutti per vari motivi, ecco.